Buongiorno compari e benvenuti in questo nuovissimo video dove andremo a mangiare il cannolo più grande e più buono dell'intera Sicilia. Ma prima di partire con il video vi raccomando di iscrivervi al nostro canale, mettere like e condividere il video con tutte le persone che conoscete. Siamo a Piana degli Albanesi ed è proprio qui che c'è Extra Bar che produce il leggendario cannolo e vedremo se è tanto grande quanto enorme. Partiamo subito con il video. Se cane mos pone in rotta, che il cane ci aiuterà in bed. Vi sto dicendo che questo cannolo scenderà leggero e poi farete il ruttino, va bene? Se non vi basta noi siamo aperti il pomeriggio, va bene? Per continuare la sfida, va bene? Grandioso. Non crediamo torneremo, almeno non oggi almeno. 2,8 kg di cannolo solo per me e Matteo. E per farvi vedere che noi i nostri collaboratori non li lasciamo mica a digiuno, abbiamo preso dei cannoli molto più piccolini chiaramente, solo per loro, perché questi li dobbiamo mangiare solo noi. Fun fact, ogni cannolo di questo è mezzo chilo. Con un fantastico taglio siamo arrivati al lago di Piana degli Albanesi. L'ingresso è lì e abbiamo pagato 2 euro a testa per entrare. Siamo 4 e abbiamo pagato un totale di 8 euro. Ma ben spesi, perché avete il parcheggio e sicuramente lì dentro sarà tenuto alla grande, dato che è controllato. C'hanno anche il posto eventualmente, quindi direi di dirigerci direttamente ai tavoli per andare a degustare i nostri fantastici cannoli. Ragazzi, ci sono quelli che giocano a pallavolo, ma in che posto fighissimo siamo capitati! Oh, ma subito nella sua impresa. Guarda come torna fiero. Abbiamo reperito tutti i chiavi. Ragazzi, è importante ricordare che questo video è sponsorizzato da pillole generiche per il lattosio. Se non dovessi morire, solo grazie a queste fantastiche pillole. 2,5 kg di cannolo. Grazie, sì, Grazie. Olè! Olè! Vediamo un gol a distrutto! Distrutto! Da mezzo chilo di cannolo, ma la vera sfida parte adesso. Salve ragazzi, benvenuti in una nuova Food Challenge con i nostri Peppe e Matteo. Oggi siamo al parchetto e avremo una sfida con i cannoli di Piana degli Albanesi, quelli mega. Quest'oggi giocheranno con delle carte, abbiamo preso le siciliane di briscola, e faranno una mega partita nella quale chi perderà la manche dovrà mangiare un po', di solito abbiamo messo 5 morsi, del cannolo del rispettivo avversario. Ci siamo signori, stiamo per fare l'unboxing dei mega cannoli incredibili. Raga, sono giganteschi. Cioè, non so se... Fermiamo il video perché questa è l'occasione della vostra vita. voi non siete ancora iscritti al nostro canale e iscrivendovi la vita potrebbe cambiare per sempre, perché il 95% di voi non è iscritto e se voi vi iscrivete non solo ci date una grande mano, ma in più ricevete a casa un video del Sisi's Journey in 4K tubo catodico.
e potete anche attivare la campanellina. Spot. Non so se si capisce. All'incirca dovrebbero essere 1,4 kg a cannolo. Ok, mentre Cola distribuisce le carte, noi Un cucchiaio si prova? io lo possiamo iniziare a provare. Madonna, stra buono. Vedete che Peppe si sta portando avanti, eh? Assaggio com'è la ricotta. Peppe si sta portando avanti, non vale. Oh! Ragazzi, la ricotta è stra buona, non riesco a star fermo. Ma vedi com'è? Già parte avvantaggiato rispetto a me. Abbiamo già scoperto le carte. Vai. Ragazzi, potremmo fare una cucchiaiata ogni mano. Vai. No, ti prendo io. No, tutti e due. Tutti e due, ok. Signor arbitro, come procede? Allora, io vedo già che hanno quasi svuotato quasi a metà la ricotta. Quindi, a parte le mosse che stanno arrivando e che non sono salutari. Veramente sto facendo. Ma io fossi già salto, è un problema. Ragazzi, io vi garantisco che è molto più difficile di quello che si possa pensare. Sì, ma vedete che Peppe sta barando, lui non prende un cucchiaio ogni presa, eh? Cerca di finire. Io lascio fare Matteo, tanto i morsi che sta dando lui adesso li dovrà dare al mio. Fine partita. Cosa fareste voi in questo caso, ragazzi? Che cosa faresti voi? Cavata, signori. Ma chi vincerà questa? Stando ai calcoli precedenti ha perso 8 punti, 10 punti, 14, 24, 27, 37, 48. Questi sono 3, arriva a 51. Tutte queste sono carte vuote, scatole vuote. Per Vince cui Matteo per ben 69 punti. allora io ero molto in vantaggio, ma sono costretto a fare più o meno 5 morsi. Più o meno 5 morsi e devono essere 5 morsi. Perché non dal tuo, dal mio. Questo era giusto così. Mamma mia ragazzi, quello di Matteo è pieno di ricotta. Meno male, perché già io non ce la faccio più. Fium. 2, Sono 2. 3, signori, siamo a 3. 4. Siamo a 4, 4 signori, 4 morsi. Direi che già qualcosa si inizia a capire. Giudichi chi è in vantaggio? Il vantaggio in questo momento è senza dubbio Matteo. Aspetta. Matteo? Ma giusto per le smozzicate che ha fornito Peppe, perché Sì. se no comunque aveva abbastanza Ma interessante. io la mia praticamente è quasi senza ricotta. Ma Io vedo Va una ricotta considerato. molto esatta. però ti assicuro che vedi che la scorsa è Mangiare davvero la crosta è interessante. molto pesante rispetto al. Vedi, questa crosta è un po' di meno, però insomma. Ma direi che possiamo procedere col secondo round. Inizia a farsi particolarmente dura. Ammetto che non è molto semplice. Stiamo allentando un sacco questa Stiamo partita. allentando un sacco. Mamma mia. Cola aveva ragione. Sì, peccato che noi ne abbiamo già tipo mangiato il doppio di cola, però va bene. Alzo le mani. Acqua. Matteo è leggermente provato. Io sono provatissimo. Che sta provando? Matteo. Attenzione, qualcosina sale dall'intestino di Matteo. E a Mi sa che guardare, l'Actimel sta iniziando a Ricordiamo che sono intollerante. mollare. Sì. Devo dire che non deve essere facile per te. No. No, ormai è dato per quello. Ora poi il prossimo giro. Ma perché dobbiamo andare con. Non vale, stai barando. Ragazzi, Peppe sta continuando a barare. È da Ma quando è sta iniziata mangiando la più di te sfida. che bara. Che non vuol dire niente, deve mangiare semplicemente una cosa ogni presa. La Alto. parola. Pausa. Pausa. Ragazzi, pausa. Torneremo tra poco. 5 minuti di pausa. A few moments later. Mi sa che qui qualcuno è alle strette. Non sono alle strette. Dove riposano i Non sono faraoni. alle strette. E che ragazzi, io sono intollerante. È un reflusso. Ah, Che un'altra sono pillola, coglione. Peppe, dai. Non funzionano, posso. Come non funzionano? Non funziona! Com'è questa cosa fino ad ora? Fammela anche a voi la gola. Ti fammela anche a te Ma la gola. brucia un Ah, sacco. ok, no, non è il nome intollerante. Cola, ma perché stai ridendo? Allora ragazzi, siamo quasi alla fine della seconda partita. Fa parare. C'è del disagio, c'è dello smarrimento.
c'è un momento di raccoglimento in preghiera per continuare la nostra challenge. Sì, ma chi sta vincendo? Ricordiamo che in questo momento sta vincendo Matteo. Ma perché sta vincendo Matteo? Quello non ne ha più ricotte, sono ancora manco a metà. Allora, personalmente, da questa angolazione qui sta vincendo Matteo, anche se devo dire che secondo me ha mangiato più peppe. Quindi vedete voi, scrivete nei commenti chi è che secondo voi vince la challenge. L'importante è che lui non muoia comunque. Piano! Ah, A posto. Non so. come fai a non sboccare in questo momento? Fermo! Ma come hai fatto con me? Che lavoro mi tocca fare? Allora sì. Iscrivetevi e soprattutto andateci a seguire su Instagram, dove ne vedete delle bellissime. Se non moriamo, però. Ah! Sium! Oh! Ma quasi quasi non è detta l'ultima parola, mi sa che è il momento del conteggio. Farei contare al contabile. 10. Io farei contare al contabile. 10, 21, 32, 42, 42. 50, Ok. 56. Allora, ho perso, ma Come va? Sì! mi arrendo. Vedi che qua c'è ancora un Cola! Run. Allora, ragazzi, Ci sono problemi? allora, ragazzi, è stato davvero un bellissimo episodio. Ringraziamo. Soprattutto perché adesso mangerai altri 5 Ringraziamo Extra Mangerai Bar. altri 5 Ringraziamo Extra Bar per averci aiutato a fare tutto questo video fantastico. Ringraziamo i nostri due collaboratori e soprattutto ringraziamo Matteo per esserci stato. Noi ci vediamo tra 2 settimane con il prossimo episodio del Sisiris Journey. 5 morsi! Tra tanto tempo col prossimo episodio del Pititto. Ciao! Ma il cibo non viene sprecato, quindi la nostra troupe mangerà le nostre rimanenze. Grazie! Sta inguaiato. Sto fracico, ci siamo mangiati 4 cannoli, pagati quasi una piotta. È stato veramente difficile.